Borgo Stazione in festa celebra la fioritura delle Magnolie, una giornata per favorire l'aggregazione, la conoscenza ed incontro multiculturale nel quartiere multietnico. Questo è il momento migliore per venire a scoprire questo quartiere. Noi da anni abbiamo preso l'abitudine di organizzare un grande evento invitando la cittadinanza a passare un'intera giornata da trascorrere col favore del tempo mite all'aperto, alla scoperta dei segreti, dei misteri più o meno tali di questo quartiere che è unico nel suo genere. E insomma Marco, in queste feste delle Magnolie quest'anno abbiamo visto tante persone. Sì, anche perché quest'anno Borgo Mondo Udine, l'associazione che promuove questa festa insieme ad altre realtà che operano nel e per il quartiere della stazione, ha proposto un programma davvero ricco, iniziato naturalmente con una grande inaugurazione. Magnolie in fiore di via Roma. Voi ben ritrovati, grazie a Marco per suo tramite e tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione di questa bellissima e ritrovata iniziativa. Non pensavo fosse un'intervista. E dopo i saluti delle autorità è cominciato l'evento con il viaggio nei sapori dell'antica Persia di Wajid Abbasi. E gli assaggi di riso biryani di Washid Muhammad sono andati a ruba, vero Marco? Come no, ma nonostante tutto dopo siamo andati avanti con il pranzo conviviale con le specialità dello Starbucks e poi l'evento con il libro di Simonetta Di Zanutto in dialogo con Arminda Hitaj e Nicola Angeli. È la fine della prima parte, è stato bello fare tutti insieme il viaggio tra i negozi etnici in giro per Borgo Stazione. Sì, perché il viaggio nell'emporio multiculturale di Borgo Stazione ci ha permesso di curiosare per un po' tra mondi lontani e anche lontanissimi. E non poteva mancare naturalmente il coffee break alla bottega di caffè del Sud di Kai Funk Funk. E certo, perché questo bar pazzesco noi l'abbiamo scelto apposta, perché è un autentico crocevia dei tantissimi popoli che abitano in Borgo Stazione e qui trascorrono il loro tempo libero. Ma è il momento sicuramente più partecipato della festa della Magnolia del 2025. È stato anche quest'anno la passeggiata culturale sotto le Magnolie in fiore di via Roma. Eh sì, è stato il momento clou, anche perché questo momento particolare della giornata trascorsa insieme è stato dedicato alla scoperta dei tanti segreti che caratterizzano questo quartiere unico nel suo genere chiamato oggi Borgo Stazione. E lo abbiamo fatto con la partecipazione di amici, esperti, studiosi, ma anche rappresentanti delle comunità che ci hanno parlato ad esempio del Palazzo di Vetro. Sì, è vero, ho trovato tutte le testimonianze interessanti e stimolanti, sia quello del Palazzo di Vetro dell'architetto Cocchi, sia quello finale sul Palazzo della Stazione. Ma se devo essere sincero, mi sono divertito un mondo ad ascoltare gli interventi musicali di quei personaggi incredibili che sono Enrico Tonazzi e Antonio Pinzi. Ma che figata! Piove anche quando nega. Io morirò cercando l'oro sulla riva del Po, oro sulla riva del Po. Io morirò cercando l'oro sulla riva del Po. La batteria, come Damiano, la batteria! E vengo
Vengo da Orqueta, una piccola località rurale del Paraguay. I miei genitori, con amore e sacrificio, ci hanno insegnato non solo a coltivare i campi, ma anche la dignità del lavoro e l'importanza di costruire il nostro futuro. Tirar y me ahogan estos nudos misteriosos que las amarguras atan. Me he quedado solo en casa. Estoy solito en mi rancho. Ladra los perros afuera como si hubieran fantasmas y alumbra mis pensamientos candiles de luces malas. Siento un fuego que me abraza. Estaba callada, se la pasaba riendo. L'arrivo del primo treno a Udine sabato 21 luglio 1860. E con la tappa finale al Palazzo della Stazione si concludeva anche la passeggiata culturale sotto le magnolie in fiore di Via Roma. Chi doveva fotografare ha fotografato, chi si doveva salutare si è salutato e poi ci siamo recati tutti al Caffè Corin di Via Roma 53 per lo spettacolo finale, dove abbiamo assistito all'esibizione delle officine ritmiche con la conduzione di Saul Solorzano. Appuntamento all'anno prossimo, come sempre a marzo, con la festa delle Magnolie.